Ciao, qui è ancora mattina molto presto, dopo una settimana il jet lag non ci ha abbandonati, per cui non si riesce a dormire la sera, si sveglia tardi la mattina e quindi corsa a salutare lungo la baia di San Francisco. Qua siamo sulla spiaggetta sotto Ghirardelli Square, questo è un antico veliero, anche se negli Stati Uniti la parola antico va sempre dosata con cautela. Là dietro c'è la famosa isola di Alcatraz, come dicevo siamo sotto Ghirardelli Square, vedete? Il famoso produttore di cioccolato. È fatta la nostra corsa di un'ora fino al Golden Gate e ritorno. Abbiamo cercato di bagnarci le mani nell'acqua, ma ovviamente quando cerchi di bagnarti le mani riesci a bagnarti solo le scarpe e adesso dovremo riporle nella valigia tutto fradicio. Ma siamo contenti perché è stata una settimana importante. Abbiamo fatto su e giù per la valle, la Silicon Valley, cambiando 5 alberghi in 7 giorni, visitando quasi una quindicina, per esattezza 13 aziende, alcune molto grosse. Siamo stati in Facebook cercando di capire come la relazione fra le persone, la volontà di condividere, di riunirsi in community si stia evolvendo grazie a piattaforme come quella, come Facebook insieme a Google stiano cercando di portare internet in tutto il mondo con metodi alternativi improbabili per menti ordinarie. E abbiamo scoperto in Google come il dato, se ben analizzato, con gli scienziati i data scientist, possa predire il nostro futuro in qualche modo. Siamo stati in Nuance, cercando di capire come il riconoscimento dell'iride, quello vocale, saranno delle nuove frontiere per la gestione dell'interrelazione con i clienti, comunque con gli utilizzatori di piattaforme, ma anche tutta la questione della sicurezza. Abbiamo parlato delle nuove monete, le nuove currencies, questo Bitcoin che sta iniziando a pervadere il mondo della finanza, spaventando alcuni player originari di questo mondo, ma aprendo nuove dimensioni. Siamo stati anche in grandi incubatori, 500 Startups, White Combinator, Plug and Play, nei quali però, seppur loro grandi, ci siano centinaia di piccole startup, come se fosse un ambiente perfettamente organizzato nella propria diversità, dove giovani imprenditori, grazie al cielo tanti italiani, coltivano il sogno dell'invenzione, dei piccoli Leonardo da Vinci. E quindi questo contrasto tra una dimensione tipo quella di Salesforce, l'azienda più innovativa al mondo negli ultimi 3 anni, come quella di Fluid, espertissimi al mondo nel disegnare esperienze personalizzate di navigazione delle piattaforme digitali, la cosiddetta customization, in realtà si mixino con dimensioni di vite al principio della propria impresa aziendale, ma che condividono tutti questa sfida epocale dell'arrivare ai confini più distanti dal luogo nel quale ci troviamo adesso. La domanda che ricorre qui è proprio fino a dove ci possiamo spingere, quanto la tecnologia debba essere al servizio dell'umanità o quanto puramente al servizio di se stessa. È una delle domande che sto continuando a farvi, perché non vi nascondo che ogni tanto mi sembra che ci sia un alto livello di identificazione di queste persone con i loro obiettivi e non sempre venga contemplata una dimensione di insieme, però non c'è alcun giudizio nelle mie parole. Sono curioso, tant'è che la prossima settimana partiremo tra un'ora, per l'esattezza tra 45 minuti, abbiamo il taxi, rigorosamente con Uber prenotato, che ci porterà alla Singularity University, un luogo nel quale c'è un crogiolo di scienziati, ricercatori, grandi imprenditori, la NASA, che si sono riuniti pochi anni fa costituendo questa istituzione, probabilmente la più evoluta in questo momento sul pianeta, per ricercare in territori quali la scienza, la fisica, la chimica, e ricercare nuove dimensioni. Per cui saranno una settimana insieme a circa un'ottantina di altri fra imprenditori e manager. Ho avuto la grande fortuna che la mia azienda mi ha consentito di poter fare questa esperienza, offrendomi questa opportunità di questo viaggio che ho fortemente voluto, e frequenterò questo luogo con l'obiettivo di condividere punti di vista. Quando siamo stati in Stanford parlando con il professore esperto in evoluzione dei materiali, piuttosto che con quell'economista esperto di scienza della politica, ma anche grande filosofo, abbiamo riflettuto a lungo su quanto questa indagine debba
comunque tenere al centro la dimensione umana. Bene, io farò questa esperienza confrontandomi con questi luminari, cercando di rubare proprio questo, cercando di portare a casa nuove prospettive da condividere con la mia famiglia, con i miei amici, con la mia azienda, con le persone che incontrerò. Orgoglioso del fatto di pensare di poter dare insieme ad altri un contributo. Qui il tema della ricerca è estremamente spinto, spero che sia altrettanto spinta la volontà di sentirsi parte di un tutto, e quindi una condivisione mossa dal piacere di migliorare se stessi, contribuire al miglioramento delle persone che si incontrano, contribuire al miglioramento dell'insieme che ci contiene entrambi. Proprio come diceva Gandhi, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questo è uno dei principi di quella che ho definito l'economia 0.0, e anche alla base del concetto di giusto profitto. Quindi basta demonizzare il profitto per quale demone che incarna le peggiori caratteristiche della nostra specie, basta perseguire l'idea del buono, del giusto solo con attività non profittevoli, ma l'idea di riuscire a dare un contributo agli altri, all'insieme, passando anche dal dare un contributo per se stessi. Quindi sarà una settimana intensa, mi auguro che questo campus, che è a ridosso del campus della NASA, che collabora al progetto, sia un luogo dal quale poter così continuare a condividere qualche informazione. Io vi saluto, parto, lascio i cinesi dove stanno farsi le ultime nuotate con quest'acqua a pochissimi gradi. Vi voglio bene, siate innovatori, perché è l'unica maniera per essere felici, è innovare. Le persone felici innovano, gli innovatori sono felici. Ciao!